Malagò Giorgetti insieme a Spresiano. Sul piatto la partita delle Olimpiadi invernali. Zaia non averle a Cortina sarebbe un lutto. Giorgetti incontrerà i sindaci delle 3 città candidate. Più di 10 anni d'attesa, svariate sedi, il nuovo velodromo di Treviso trova a casa le Bandia, Lovadina, pronta in 18 mesi e la Marca, capitale del ciclismo, si prepara ad una nuova tappa del Giro. Paura questa mattina al liceo Canova per una misteriosa polvere irritante nell'area della scuola, evacuato l'edificio, 5 tra studenti e professori finiscono al pronto soccorso, l'ipotesi di una bravata. Caos all'aeroporto di Venezia con atterraggi dirottati a Treviso, disagi anche al Canova, caduto ieri sera a causa dell'inaspettata nebbia fuori stagione. Seguendo una nomade che aveva derubato un anziano con la truffa dell'abbraccio, i carabinieri di Stana sono arrivati ad un accampamento dove per anni si è rubata la corrente elettrica. L'appuntamento del sabato con i nostri oggetti legati alla Grande Guerra, l'emozione di un ritrovamento, quello del rampone degli alpini che parlano di sofferenza e attaccamento alla vita. Appuntamento con lo sport e la programmazione di Antenna 3 dal 18 settembre, il martedì e mercoledì la nostra prima serata sarà dedicata al grande calcio. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri notiziari. Il governatore Zaia, il presidente del CONI Malagò, il sottosegretario Giorgetti insieme questa mattina a Spresiano per la posa della prima pietra del nuovo velodromo. Inevitabile parlare di Olimpiadi invernali, giornate decisive queste da qui al 19 di settembre per la candidatura che comprende anche Cortina. Sentiamo. Siamo in grado, sottosegretario, di far bella figura al Paese, abbiamo tutto il territorio motivato e non avere le Olimpiadi per noi sarebbe un lutto nazionale, quindi non ce lo possiamo permettere, quindi confidiamo sull'opera del sottosegretario, è riconosciuto come grande mediatore, in questo caso lo deve fare fino in fondo. Olimpiadi invernali 2026, Zaia ci crede e a Spresiano, dal palco della cerimonia di posa della prima pietra del nuovo velodromo, di fronte al presidente del CONI Giovanni Malagò, affida al sottosegretario Giancarlo Giorgetti il compito di far arrivare in porto la candidatura di Cortina e del tridente che compone insieme a Milano e Torino, contando anche sul fatto che le candidature si riducono di settimana in settimana, in forse a causa del terremoto anche quella di Sapporo in Giappone. Noi siamo per il tridente, siamo per questo progetto con Cortina, Torino e Milano e siamo per sostenere il dossier. Il dossier prevede lo sci alpino, il bob, lo skeleton e lo slittino, tutti a Cortina. Giorgetti è grande mediatore in questa partita, confidiamo su di lui, lui è una persona in gamba e saprà portare fuori questa candidatura che peraltro ha tutte le carte in regola per portare a casa poi l'investitura per l'Italia, visto e considerato che si stanno anche si sta affievolendo il gruppo dei nostri competitors perché sembra che anche il Giappone si stia ritirando. Malagò si sfila dalla polemica sul nome nata in queste ore con la fuga in avanti di Milano, problema a breve risolto, dice comunque il 19 a Losanna, quando andrà ratificata la proposta di candidatura non sarà necessario presentarlo. Rassicurazioni arrivano dal sottosegretario Giorgetti che lunedì incontrerà i 3 sindaci delle città italiane coinvolte che dovranno ribadire o ritirare la propria disponibilità. Secondo me ci sono molte più certezze che dubbi, speriamo che questi dubbi si eliminino nelle prossime ore, che poi insomma sono argomenti trattati con molta serenità e direi anche propositività durante l'incontro fatto a Palazzo Chigi all'inizio della settimana. È possibile una nuova assegnazione? Non mi sento di escluderlo per niente. Zaia si affida al sottosegretario con delega allo sport Giorgetti, quindi è lui il grande tessitore di queste battute finali in vista della ratifica della candidatura. Sentiamo. Entro lunedì ho chiesto ai 3 sindaci di ufficializzare la loro disponibilità rispetto allo schema proposto dal CONI di cui abbiamo discusso in settimana e quindi in funzione delle loro determinazioni poi prenderemo una decisione, nel senso che o c'è una comunanza di intenti, l'abbiamo detto sin dall'inizio, il progetto deve essere low cost, senza sprechi, ma soprattutto le 3 città coinvolte devono andare d'accordo tra di loro, poi il governo e il CONI ci mettono del loro. Quindi lunedì tireremo le somme e diremo definitivamente qual è la posizione in modo che il CONI possa il 19 settembre portarla a Losanna al CIO. Lei è fiducioso o pessimista? Non sono né fiducioso né pessimista, sono realista, so le regole della politica e quindi capisco
che mettere d'accordo tante teste, tanti partiti non è semplice, però ci stiamo provando. Ha dunque trovato collocazione a Lovadina il nuovo velodromo, opera della quale si parla nella Marca da tantissimi anni. Sentiamo. All'inizio non avevo ben realizzato di che cosa si trattasse, poi quando ho realizzato esattamente la vicenda, effettivamente devo dire che non potevo mancare. Racconta di essere stato incalzato già nel 2007 dai parlamentari trevigiani Giancarlo Giorgetti per lo stanziamento necessario alla costruzione del nuovo velodromo, che dopo anni di tiramolla e lunghe peregrinazioni ha finalmente trovato casa alle Bandie di Lovadina, dove è stata posata la prima pietra. Era presidente della commissione sport Giorgetti, ora da sottosegretario presenzia al via i lavori e scherza. Dico all'impresa: dovete fare in fretta, perché io vorrei venire a inaugurare il velodromo, e siccome il governo è un po' di così, spero che nel 2020, come è stato detto, sia ancora il sottoscritto a poter venire a tagliare il nastro. Velodromo di Spresiano, il più grande impianto ciclistico italiano coperto, 6.000 posti a sedere in grado di ospitare mondiali e prove olimpiche. Un'area di quasi 90.000 metri quadrati, 18 mesi di tempo per la realizzazione, anche meno visto che in stile veneto i lavori sono partiti in anticipo. Ringraziamo quelli che erano contro, perché a questo punto che siamo riusciti facciamo festa, grazie a chi ha dato una mano e anche a quelli che non hanno dato una mano. La corsa è corsa, abbiamo vinto e qui si crea il velodromo futuristico. Un'impresa salutata dai vertici del ciclismo italiano, che nella Marca ha numeri record. A Treviso in particolare nella prima disciplina, qui riusciamo a superare anche il calcio, per cui ne siamo ben felici. E soddisfatto è anche il sindaco di Treviso Mario Conte dopo le indiscrezioni sul Giro d'Italia 2019, una partenza di tappa dal capoluogo della Marca. Stiamo facendo un bel lavoro come comune, sta facendo un gran lavoro soprattutto la regione, coinvolgerò anche gli imprenditori del territorio, perché nel caso fosse confermata questa ipotesi, io me lo auspico, ci faremo trovare assolutamente pronti e creeremo un grande evento, perché potrà essere un indotto importante anche a livello turistico. La cronaca, ora scuola evacuata in 5 al pronto soccorso, forse per uno spray urticante spruzzato nell'aria, accaduto questa mattina al liceo Canova di Treviso. Vediamo. Sono arrivate le ambulanze, i vigili del fuoco e ci hanno fatto restare fuori da scuola. 5 persone, 3 studenti e 2 insegnanti si sono sentiti male, finendo addirittura al pronto soccorso. L'episodio è accaduto questa mattina, quando gli studenti stavano per entrare nelle classi per frequentare la prima ora nella succursale del liceo classico Canova di Treviso, lungo via Mura Sant'Eonisto. Allora, io ero là più o meno e c'erano gli insegnanti che erano davanti alle entrate, non hanno fatto entrare nessuno e dopo ci hanno fatto spostare in sede centrale, sono arrivati i camion dei vigili del fuoco. A dare l'allarme sono stati gli stessi studenti appena entrati nell'androne della scuola quando hanno percepito la sostanza urticante nell'aria, la cui origine è ora al vaglio di vigili del fuoco e polizia locale intervenuti sul posto insieme alle ambulanze del SUEM 118. L'edificio è stato evacuato e ragazzi e professori hanno atteso in strada un paio d'ore prima di poter rientrare in classe. Tutti quelli della succursale spostati in centrale. Dovevamo entrare, poi ci avevano detto di spostarci davanti alla sede centrale, poi sono cominciati ad arrivare il camion dei vigili del fuoco, polizia. Gli studenti manifestavano irritazione a naso e gola e problemi respiratori. Appena si sono sentiti un po' male, diciamo, sono subito usciti e poi sono arrivate 3 ambulanze. Sì. E cosa ne pensate di questo gesto? Ma è stato molto scorretto. Penso che sia stato un fatto assolutamente inopportuno e non si dovrebbe mai fare una cosa del genere, soprattutto in una scuola, perché è pericoloso per le persone. Si sta ora cercando di capire quale possa essere stata la causa del malessere che ha colpito gli studenti. Non si esclude la bravata, e cioè che qualcuno possa aver spruzzato dello spray urticante per far sospendere le lezioni. Bravata o no, la polizia locale è pronta a denunciare gli autori per procurato allarme. Dramma sul lavoro a Mogliano, disposta l'autopsia sul 53enne deceduto ieri. Nel frattempo, nel fascicolo aperto in tribunale sono stati iscritti nel registro degli indagati i titolari delle 2 ditte coinvolte.
Tragedie sul lavoro alla Euro 5 di Campocroce di Mogliano. La magistratura ha disposto l'autopsia sul corpo di Michele Ferrazzo, l'operaio 53enne di Maserada, morto ieri durante un intervento di deratizzazione in una fossa per lo stivaggio dei cereali. Proprio dall'autopsia gli inquirenti si attendono di capire che cosa abbia causato il decesso dell'uomo, dipendente della SD Disinfestazioni, impegnato ieri poco dopo mezzogiorno nel posizionamento di esche topicide nella vasca scavata nel terreno. Perché, se è certo che il decesso sia avvenuto per cause chimiche, è da capire cosa abbia provocato le esalazioni fatali. Si tratta di un infortunio mortale per causa chimica, insomma, quindi si tratta o di asfissia o di intossicazione. Dobbiamo determinare meglio come è avvenuto l'evento. Intanto la notizia della tragedia ha destato profondo cordoglio a Maserada, dove Ferrazzo viveva con la moglie ed il figlio. Lutto anche nel mondo sportivo della Marca e del veneziano. Michele Ferrazzo infatti aveva una grandissima passione per il calcio, prima come giocatore, poi come allenatore delle giovanili. Era stato mister della squadra allievi dell'Ardita Breda per passare nell'ultimo anno al Musile Calcio. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Un anziano di Breda di Piave è stato denunciato dai carabinieri per aver esploso dei colpi di fucile ieri sera che hanno spaventato i vicini ed essersi poi chiuso in casa senza aprire ai militari. Sentiamo. 2 colpi di fucile esplosi nel silenzio della sera in una stradina di campagna ai confini tra Breda di Piave e Barago. Sono quelli sparati ieri intorno alle 20:30 all'esterno della propria abitazione da un anziano di 76 anni. I vicini allarmati hanno chiamato i carabinieri mentre il pensionato si chiudeva in casa. Non si sa se i colpi li abbia esplosi in aria, di certo non ha ferito nessuno. Il timore era che sparasse ancora o che facesse del male a se stesso. I militari dell'Arma hanno cercato per ore di convincerlo a uscire dall'abitazione e a consegnare il fucile, facendo arrivare sul posto anche un negoziatore, un carabiniere specializzato in trattative di questo genere. A mezzanotte passata sono riusciti a entrare in casa trovando l'anziano mezzo addormentato. Il 76enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale ed esplosioni pericolose, mentre il fucile da caccia regolarmente detenuto gli è stato sequestrato. Droga tra gli studenti anche alle medie. Scattano a Conegliano i controlli della polizia locale nelle scuole. Spaccio e consumo di droga a scuola, non solo alle superiori ma addirittura alle medie. I dati e le indagini della polizia locale di Conegliano sono allarmanti. 17 sequestri di stupefacenti riconducibili a giovanissimi lo scorso anno e una delicata indagine tuttora in corso collegata appunto allo spaccio a ragazzini. Purtroppo negli anni si è abbassata la media di coloro che fanno uso di sostanze stupefacenti, quindi mentre una volta era un qualcosa riservato alle scuole superiori, adesso ci sono molti consumatori alle scuole medie e ahimè anche piccoli spacciatori che già a un'età tenera, perché io la considero ancora un'età tenera, dei ragazzi delle scuole medie appunto che spacciano sostanze stupefacenti. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, in seguito anche ad una specifica direttiva della Prefettura di Treviso, scatteranno nuovi controlli dentro e fuori le scuole. L'attività nostra sarà quella di prevenzione e repressione fuori dalle scuole, anche con pattuglie cinofile. Faremo diciamo dei controlli interforze ma anche singolarmente per meglio sfruttare le risorse che abbiamo e coprire maggiormente e in maniera capillare tutto il territorio. La polizia locale, assieme al personale sanitario, sarà impegnata anche in campagne di sensibilizzazione rivolte ai più giovani per metterli in guardia dai rischi legati all'assunzione di stupefacenti. 60.000 euro di elettricità rubati in 5 anni. I carabinieri di Strana li hanno contestati a 8 nomadi che vivono in un accampamento nel Padovano. Sentiamo. Da un'indagine per la cosiddetta truffa dell'abbraccio alla denuncia di 8 persone per un furto di energia elettrica andato avanti per anni. Seguendo i movimenti di alcune giovani nomadi ritenute responsabili del furto nei mesi scorsi di una catenina d'oro a un anziano, i carabinieri di Istrana sono arrivati in un campo rom di Cadoneghe nel Padovano con l'obiettivo di recuperare refurtiva. Quando è scattato il blitz però i militari si sono resi conto che l'energia elettrica nell'intero accampamento di camper e roulotte proveniva da un allacciamento abusivo alla rete pubblica. Un furto di elettricità che, stando ai calcoli eseguiti dall'Enel, andava avanti almeno dal 2013 e il cui valore ammonterebbe a circa 60.000 euro.
Da qui la denuncia a piede libero a carico di 8 nomadi per furto aggravato di energia elettrica. Caos voli all'aeroporto Marco Polo di Tessera con atterraggi dirottati su Treviso e forti ripercussioni e disagi anche all'aeroporto Canova. È accaduto ieri a causa dell'inaspettata nebbia fuori stagione che gravava sul cielo di Tessera. Sentiamo. Nebbia fitta su Venezia e atterraggi dirottati a Treviso per via della scarsa visibilità. Il blackout aereo del Marco Polo è durato fino oltre le 11 del mattino di ieri, con fortissimi disagi che da Venezia si sono spostati su Treviso, anche con gravi ripercussioni al traffico attorno al Canova, dove erano tutti fermi in coda in cerca di un parcheggio auto che non si trovava, visto che gli esistenti risultavano essere insufficienti per l'inaspettata moltitudine di gente costretta a migrare a Treviso. E ai disagi dei passeggeri si sono uniti anche quelli dei vettori che fanno la spola tra le destinazioni e Verberaggio, perché il ritardo ha causato una sorta di reazione a catena che si è protratta per tutta la giornata. A protestare i passeggeri del volo Catania-Venezia di Volotea dalle 19:15 alle 23 doveva ancora arrivare, con centinaia di passeggeri in attesa, tra i quali anche anziani in carrozzine e bambini. Qualcuno particolarmente arrabbiato anche per la carenza di informazione che era in attesa ha pure chiamato la polizia e ci sono stati attimi di forte tensione, come confermato da questo post pubblicato sui social da uno dei 150 passeggeri. Come loro furiosi anche i passeggeri di altri voli che si sono ritrovati nelle stesse condizioni, con i disagi causati sempre dalla mancanza di informazioni. A tutti è stato chiesto di portare un po' di pazienza in attesa che la nebbia si diradasse. Vero è che il caldo torrido di queste ore che ha causato la nebbia fuori stagione è previsto anche per tutta la prossima settimana, con picchi di temperature nuovamente fuori scala, vale a dire che non è escluso che ci possano essere mattinate fotocopia a quella di ieri. Meglio saperlo con anticipo. La sanità ora con uno dei temi più caldi che la sanità pubblica deve affrontare in questo periodo, quello della carenza dei medici. Ne ha parlato ieri sera in diretta a 20:10 il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca trevigiana Francesco Benazzi. Sentiamo un estratto della trasmissione. Io ho l'autorizzazione per assumere, non trovo nessuno. Quindi io devo far sopperire... Ricordo bene, tecnici radiologi, diceva qualche tempo fa, era un problema... Era, ma non lo è più. Non lo è più, ci sono ginecologi, pediatri, cardiologi, perché non li anestesisti, perché le scuole di specialità ne specializzano, faccia conto che in tutto il Veneto, adesso non so, solo da me, nella LUIS 2, mancano 15 ginecologi. L'azienda ospedaliera, cioè non l'azienda, l'Università di Padova ne specializza 8 per tutto il Veneto. A me solo ne mancano 15. Quindi voglio dire, perché le liste attesa? Perché non riusciamo più a sostituire i medici, perché ci mancano. Poi mi mancano anestesisti, 8 anestesisti, anche qua stiamo aspettando una scuola di specialità, ma qua siamo più fortunati perché ne specializzano molti di più. Poi mi mancano cardiologi, stiamo facendo un concorso e speriamo che almeno ne arrivino 3-4, perché di 4 abbiamo bisogno. Pediatri, me ne mancano 6. Sto a mente adesso, mi scusi, perché radiologi me ne mancano 6 e poi pneumologi me ne mancano 2. L'alternativa qual è? E forse ne avevamo già parlato, che prenderemo medici stranieri, come è capitato altrove? Guardi, l'alternativa vera è, io mi auguro che avvenga il più presto possibile, visto che il Presidente Zaia sta portando avanti, è il ragionamento dell'autonomia. Nel senso che questo darebbe la possibilità, come hanno altre regioni che hanno, di poter anche contrattare, nel senso fare decidere per sé, fare dei contratti diversi ai medici e quindi magari catturare i medici da altre parti. E continuiamo con la programmazione di Antenna 3 perché da martedì prossimo la nostra prima serata sarà dedicata al grande calcio. Sentiamo. E inizia la partita, difesa a 4, professore, gioca, queste parli fuori senza...
Il grande calcio su Antenna 3 tutti i martedì e mercoledì a partire dal 18 settembre. La Champions League torna in TV. Qui Studio a voi Stadio, l'attesissimo programma storico, coinvolgente appuntamento di informazione sportiva arriva in prima serata su Antenna 3. Dopo 20:10 e l'edizione flash del TG del Veneto, il miglior calcio europeo torna in televisione con i commenti delle partite, le emozioni, l'entusiasmo dei tifosi e le immancabili polemiche. In studio, nella popolare trasmissione, tantissimi ospiti, grandi firme delle maggiori testate sportive nazionali, ex calciatori, allenatori, commentatori, campioni, per una serata tutta dedicata al grande calcio, con cronaca e commenti dei più importanti avvenimenti calcistici della settimana. Si parte dunque martedì 18 settembre con un appuntamento che ci accompagnerà ogni martedì e mercoledì per tutta la stagione. Pubblicità ora, tra poco, subito dopo l'appuntamento con la nostra rubrica dedicata ai vostri oggetti della Grande Guerra. Restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, appuntamento dunque con la storia, la Grande Guerra, con i vostri oggetti. Oggi raccontiamo l'emozione di un ritrovamento, quello dei ramponi degli alpini. Vediamo. Li ho trovati sulla Tofana, proprio ai piedi, e erano stati buttati in un angolo lì nel bosco, ma secondo me là vicino c'era l'ospedaletto. Quando strumenti di guerra diventano, grazie alla natura, un'opera d'arte. Sono i ramponi degli alpini in trincea, nella neve e nel ghiaccio delle Tofane e non solo. E questi erano indispensabili per andare sul ghiacciaio. Come sapete avevano anche sentieri magari stretti e pericolosi, dunque quando c'era l'inverno, tra il Col di Lana, tra la Gansuoi, fra la Marmolada, se non c'erano questi oggetti di supporto ai piedi, molto difficilmente si poteva salire. Strumenti indispensabili in quegli anni di freddo e di attesa del nemico, ferri che impedivano di scivolare al di là dei camminamenti fino al vuoto dei dirupi, ramponi che non venivano mai levati dagli scarponi che a loro volta rimanevano per mesi ai piedi dei soldati, e questo racconta della quotidiana sofferenza fisica di quegli anni. Tanto è vero che dopo tanti anni, vedete qui c'è una radice di pino di abete che si è talmente incarnita dentro il ferro che non si stacca più. Sono dentro nel legno, e allora ho dovuto anche tagliare qui la radice. E quel legno che si è avvinghiato al ferro sembra quasi il simbolo della vita che non voleva lasciare il corpo colpito a morte di quel soldato, oggi ricordato da una vecchia suola ancora con le borchie in metallo. Questo ha combattuto, insomma, questo ha veramente combattuto la guerra. Si è trovato in mezzo al ghiaccio e lì ha dovuto stare lì, fare quello che doveva fare. Però dobbiamo avere un senso di rispetto e per questi soldati che tanto hanno dato, hanno obbedito e fino alla fine. Una serata speciale nel nome di Ludovica, la studentessa mancata lo scorso anno per un tumore osseo. È il sogno di Ludovica, andato in scena al Pala Mazzalovo, uno spettacolo con tanti artisti che ha contribuito a mettere le basi per realizzare una struttura per il recupero dei bambini affetti da patologie oncologiche. Vediamo. Eccoci qui, perduti in mezzo a tutti i nostri sì. Il sogno di Ludovica è cercare di portare fuori dagli ospedali questi ragazzi affetti da gravi patologie oncologiche e fargli vivere dei momenti spensierati. Sogno di poter essere di aiuto agli altri è la frase che Ludovica Visentin, mancata lo scorso anno per un tumore osseo, aveva scritto su un foglietto e che l'insegnante di italiano aveva conservato e ha voluto donare ai genitori. Ad un anno di distanza sono stati proprio i compagni di classe di Ludovica del liceo Canova di Treviso ad aprire la serata di raccolta fondi che si è tenuta al Pala Mazzalovo di Montebelluna. Una serata speciale che ha visto la partecipazione ai numerosi artisti di fama nazionale che in questo
questo modo hanno contribuito a mettere le basi per la realizzazione di un progetto all'avanguardia, creare un luogo dove far sentire meno tristi i bambini affetti da gravi patologie oncologiche. Un progetto di speranza in cui avviare un percorso di recupero psicofisico da attuarsi in una struttura immersa nella natura che sarebbe già stata individuata sulla presa 9 del Montello. Tanti gli artisti che si sono esibiti a favore della causa, acclamatissimi The Colors, che dopo un coinvolgente medley hanno commosso il pubblico ricordando il momento in cui, nel 2016, il leader del gruppo Stash aveva incontrato Ludovica. Noi siamo qui perché veramente ci teniamo a dare un minimo di contributo a queste iniziative, perché ci sono troppi bambini, ragazzini e non solo che soffrono, e basta, come dicevo prima, basta un piccolo gesto magari da parte nostra che si realizza un sogno. Ci siete? Facciamo come le onde, via lontano e poi ritorniamo, questa vita è folle. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. In chiusura, come sempre, uno sguardo al meteo per domenica. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo, giornata ancora con sole prevalente su quasi tutto il territorio delle nostre regioni, con qualche nube sparsa. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo si presenterà oggi sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento potrà interessare i rilievi alpini e prealpini specie durante le ore pomeridiane, ma senza particolari conseguenze. Diamo uno sguardo alle temperature. Le minime saranno comprese tra 17 e 20 gradi. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra 24 e 29 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Ancora una giornata soleggiata su questa regione con cielo pressoché sereno un po' su tutto il territorio, senza particolari disturbi. Diamo un'occhiata anche alle temperature. Le minime saranno comprese tra i 17 e i 19 gradi. I valori massimi invece oscilleranno tra i 27 e i 29 gradi. Vediamo infine anche la situazione del Trentino Alto Adige. Condizioni di stabilità nella giornata odierna su questa regione. Ampio soleggiamento sia pure con qualche foschia nelle vallate al mattino e con isolati addensamenti pomeridiani sui rilievi. Andiamo a vedere anche le temperature previste. Le minime saranno comprese tra i 17 e i 19 gradi. I valori massimi invece oscilleranno tra i 27 e i 28 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.